Benvenuti, oggi è lunedì 26 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:10. La luna si leva alle 4:41 e cala alle 19:51. Il santo di oggi è Filippo Neri, patrono degli insegnanti e degli educatori in genere. Il nome Filippo, molto diffuso in Italia, deriva dal greco e significa amante dei cavalli. Oggi ci spostiamo in Polonia perché è qui che ogni 26 maggio si celebra la festa della mamma. Le origini di questa celebrazione risalgono alle tradizioni antiche e al culto delle dee. Nell'antico Egitto le donne erano identificate con la dea Iside, protettrice delle famiglie, moglie, madre e padrona della casa e che attraverso la magia dell'amore aveva il potere di guarire e curare i malati. Oggi compie 79 anni il grande compositore Nicola Piovani, autore di decine di colonne sonore per il cinema. La più famosa è quella del film di Roberto Benigni La vita è bella, che gli ha procurato l'Oscar nel 1999. Sono 80 gli anni per il torinese Gianni Minoli, giornalista, conduttore e produttore televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana. Lo ricordiamo come presentatore di Mixer alla Rai, ma ha prodotto decine di programmi come quelli della notte e Blitz. E non possiamo dimenticare l'ex calciatore Luca Toni, che oggi compie 48 anni. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, dopo la consacrazione con la maglia rosanero del Palermo, è stato considerato uno dei migliori attaccanti degli anni 2000 e 2010. Immaginate di essere in Piazza Duomo a Milano. Un uomo avanza tra la folla con un mantello di velluto verde e una corona in testa. Si tratta di Napoleone Bonaparte, pronto per una cerimonia che segnerà la storia italiana. Accompagnato da oltre 250 musicisti, l'imperatore il 26 maggio del lontano 1805 viene incoronato re d'Italia con l'antica corona ferrea, secondo una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Ma come può una navicella spaziale immettersi in orbita? Per rimanere nello spazio e non ricadere sulla Terra, un veicolo deve raggiungere un'orbita stabile, circolare o ellittica, a una quota sufficiente per evitare di essere rallentato dalla resistenza dell'alta atmosfera. È prima di tutto necessario vincere la gravità della Terra per immettersi in un'orbita stabile. Per mantenerla, ad esempio a quota 200 km dalla superficie, pensate che è necessario che il veicolo raggiunga i 28.000 km/h. Buon inizio settimana ai 12. Questa è la prima settimana in cui Saturno si è spostato in Ariete, cambiando un po' l'assetto zodiacale per tutti i 12. Vediamo come Ariete, cambia più di tutti per voi, proprio perché Saturno entra nei vostri gradi, si ricongiunge a Nettuno e con la presenza della bella Venere sembra che nulla vi possa fermare. Vi ricordo che Saturno è il pianeta del lavoro e che quindi interverrà in grandi cose, in grandi progetti a cui ambite. Toro, la Luna oggi è nei vostri gradi e vi rende abbastanza emotivi, tanto più che non va d'accordo con Marte, il che potrebbe rendervi un po' nervosi o incostanti a livello umorale. Non esagerate con le parole. Gemelli, il vostro cielo oggi sembra molto ben confortato da un Saturno generoso che dall'Ariete vi sospinge a creare progetti ambiziosi ai fini lavorativi. Giove vuole farvi credere che non avete le risorse per farlo e invece qualcosa cambierà da questo punto di vista. Cancro, la giornata di oggi fa iniziare la quadratura di Saturno ai vostri gradi, un Saturno che vi spinge assolutamente a essere molto più concreti e soprattutto a decidere una volta per tutte di concentrarvi nel lavoro o negli affetti. Leone, una giornata oggi festante, inizia una settimana in cui Saturno è dalla vostra parte che vi promette
di occuparsi proprio della vostra area lavorativa, area in cui volevate essere più ambiziosi, area in cui trionferete con lo supporto di questo pianeta così fondamentale per la concretezza del reale. Vergine, la buona notizia per voi è che Saturno ha dismesso l'opposizione che vi ha funestato per 3 anni. Le difficoltà sembrano quinte giunte al tramonto, quindi siate sereni, abbracciate questo nuovo assetto zodiacale che sembra darvi maggiore respiro e libertà. Bilancia. Saturno ha iniziato a essere contro, entrando in Ariete chiaramente si oppone al cielo della Bilancia. Questo lunedì è un lunedì in cui dovrà variare il piglio delle cose con cui avete a che fare e decidere una volta e per tutte di cambiare strategia. Qualcosa oramai ha fatto il suo tempo. Scorpione, perdete il trigono poderoso di Saturno, ma Saturno vi ha lasciato la condizione, la possibilità di fare molto bene nel lavoro. Piuttosto oggi state attenti a quella luna in Toro in opposizione che stimolerà anche Urano e Mercurio, per cui non cercate a tutti i costi di dover avere ragione. Sagittario, bellissima notizia per voi perché Saturno e Nettuno sono in trigono con i vostri gradi, dandovi delle certezze in più, assicurandovi che nonostante il Sole e Giove siano opposti, è l'ultima fase di un periodo di assestamento in cui il lavoro inizierà a decollare. Capricorno, è del vostro pianeta che si parla questa settimana, proprio perché spostandosi nel cielo dell'Ariete inizia con voi una quadratura, un aspetto tecnicamente che mette un po' in difficoltà, ma che vi stimola a fare meglio e di più e anche a essere un po' più sognatori, decostruendo un po' la vostra granitica personalità. Acquario, Saturno è uno dei vostri pianeti e si posiziona in una condizione favorevole di sestile dall'amico Ariete, aggiungendosi a Nettuno e a Venere. Il vostro cielo è assolutamente il più favorito dello zodiaco proprio perché si ritrova tutti questi pianeti in un'area comunicativa estensibile e soprattutto fortunata. Utilizzateli bene. Pesci. Un po' di leggerezza finalmente, Saturno esce dai vostri gradi e il vostro cielo è pulito, non avete nessun ospite planetario, ma dovete semplicemente godervi di nuovo la vostra libertà. Ora che siete diventati forti e grandi potete essere capaci di scelte molto forti e ponderate. Un montepremi di 500 sterline e i migliori giocatori europei dell'epoca pronti a sfidarsi. Il 26 maggio del 1851 si tiene a Londra il primo torneo internazionale di scacchi della storia, una vera e propria rivoluzione per questo gioco millenario. Alla fine la vittoria va al geniale tedesco Adolf Andersen, grazie al suo stile brillante e aggressivo. Oggi parliamo di un modo di dire molto divertente, when pigs fly, con cui si intende quando i maiali impareranno a volare. Ovviamente significa qualcosa di fisicamente impossibile e che non accadrà mai. Ma vi suona familiare? È un po' come dire quando gli asini voleranno in italiano. Insomma, tra le due lingue cambiano solo gli animali, ma non il significato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Vi portiamo alla scoperta di un personaggio dalle 1000 sfaccettature. Lucio Piccolo di Calanovella, poeta, esoterista e musicologo. Dopo una vita mondana, Lucio si ritirò in una villa in Sicilia, dove scrisse 9 raccolte di liriche, diventando una delle voci più intense della poesia contemporanea. Ma Lucio era anche un uomo dalle idee straordinarie, appassionato di esoterismo, credeva nella reincarnazione dell'anima. Nonostante la sua scomparsa improvvisa nel 1969, la cultura sterminata e la produzione poetica continuano ad essere ammirate da importanti intellettuali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Grazie per essere stati con noi anche durante la puntata di oggi. Ci rivediamo domani per iniziare insieme un nuovo giorno. Buona giornata dalla vostra Martina.